A Scarpizzolo, frazione di San Paolo, per l'edizione numero 16 della Befana Bike, tappa d'apertura della seconda edizione del Terre Bresciane XC, con Giancarlo Abrami del BC Club San Paolo, che in collaborazione con il Pedale Orceano ha predisposto tutto ormai per la gara che tra pochi minuti vedrà il via. Sì, buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui, carichi a bomba, giornata spettacolare, effettivamente con un bel sole, tutto pronto. Quest'anno abbiamo inserito la gara nel circuito, come dicevi, Terre Bresciane, quindi ovviamente la prima prova, visto che siamo al 12 gennaio. Bella affluenza di partecipanti, sono 156 partecipanti, tracciato curato come al solito, modificato leggermente per variare e cambiare dal solito, direi in perfette condizioni grazie anche al tempo che è stato benevolo, e siamo qui pronti per una bella mattinata di sport. Gara sicuramente di livello anche per la presenza di atleti importanti che sono giunti quest'oggi qua a Scarpizzolo. Sì, tra di noi c'è anche la campionessa europea e tanti altri atleti che apprezzano, diciamo, questa gara, che a loro dire non è mai banale, perché presenta dei continui ripetuti strappi, una bella sezione tecnica, insomma piace. Riuscite a ricavare un percorso interessante anche totalmente in pianura. Sì, sfruttando quello che è la morfologia del territorio qui al laghetto, siamo riusciti col passare del tempo a ricavare dei tratti di single track alternati a ovviamente dei tratti in cui si pedala un po' più velocemente, e insomma ne è uscito qualcosa di assolutamente piacevole anche per chi lo deve pedalare, magari che non ha le ambizioni pure del podio, però sento che si divertono. Mancano davvero ormai pochi minuti, è praticamente tutto pronto e alle 9:30 puntuali, al rintocco della campana della chiesa, andremo con la prima partenza stagionale dell'edizione numero 2 del circuito Terre Bresciane XC, che prende il via per la prima volta qui da Scarpizzolo. Allora, Yuri Ragnoli alla Befana Bike, ma non come corridore ma come spettatore. Ma sì, dai, oggi è una bellissima giornata, in questi posti qua non ci sono mai stato, sono venuto a fare visita anche ai miei amici organizzatori di questa bellissima manifestazione, e se c'è ancora in giro la Befana tanto meglio. La tua stagione sta per iniziare o rimarrai in riposo ancora per un po'? Ma sto lavorando per cominciarla un po' prima del solito la stagione, però non è ancora ufficiale e a breve ufficializzerò il tutto. E niente, oggi per la paura di gareggiare però ho portato la bici a strada e niente, dai, una domenica diversa dal solito. Ci vediamo sul percorso per il tifo? Ma sì, dai, un po' di tifo fa sempre bene a tutti.
Manga fitta in curva. Ecco, oggi qui alla Befana Bike, che non è la Befana, che è la settimana dopo. No, aspetta, sta qua. Ehi.
Eccoci qua, siamo i primi 3 arrivati. Allora, il secondo. La gara è stata durissima, sempre tirata. Nel finale Michele è riuscito a avvantaggiarsi un 20 metri, poi è andato. Sono contento così, va bene. Bene, adesso intervistiamo il terzo arrivato, Fabio. Cosa hai da dire? Che sono andato a tutti i 5 giri, però sono contento perché per l'inverno che ho fatto non pensavo di riuscire a stare così davanti subito. Bene, io cosa devo dire? Sono contento, ringrazio il nostro amico qua che ha tirato praticamente tutti i primi giri e sono riuscito ad approfittare io nel boschetto qua verso la fine e mi sono avvantaggiato. Sfortunatamente a lui sono venuti i crampi, altrimenti sarebbe stata dura. Percorso è bello perché io l'ho fatto anche l'anno scorso e ha mollato un po' di più il ghiaccio quest'anno, probabilmente perché c'è un po' più caldo, però ha reso la gara ancora più divertente. Allora Fabio, dopo l'intervista di Michele, com'è andata la gara? Oggi ti sei divertito? Sì, divertito sì, e sono contento perché non è stato un grande inverno, sono stato fermo un po' per un problema e non pensavo di riuscire a tenere i più forti. Ci siamo staccati all'ultimo giro, un po' i doppiati, un po' la stanchezza, però io il terzo assoluto va benissimo. Il percorso tenuto fino al penultimo giro. Sì, un po' ghiacciato all'inizio, poi col sole si è sciolto un po', però non ci sono stati grossi problemi, un bel percorso. Allora Gabriele, oggi vi siete divertiti lì davanti, una grande battaglia, una grande gara. Sì, ci siamo divertiti, ma è stata veramente dura perché eravamo in tanti, tutti pedalatori, e il percorso era particolare, non bisognava mai mollare un metro. Percorso abbastanza nervoso. È molto nervoso e si rischia che con un piccolo buco non si riesce più a chiudere e infatti è una gara sempre da stare lì a ruota, attaccati, senza mai sbagliare niente. La stagione è ormai iniziata, che programmi hai per il 2020? E la stagione per me non è mai finita perché io facendo ciclocross non mi sono mai fermato. Comunque farò come tutti gli anni il circuito della Francigena e altre gare nei dintorni quando non sono impegnato col circuito. Allora Simona C'è, anche senza portafortuna vinci sempre. Sì, esatto, anche oggi è andata bene, bellissima giornata, il percorso ha tenuto fortunatamente fino al terzo giro, poi iniziava un po' a lasciarsi andare, quindi quando ho finito è andata bene, quindi ottimo. Parliamo un attimino del percorso, come l'hai trovato? L'ho trovato sempre veloce perché comunque quel percorso qua della Befana Bike è sempre veloce da percorrere e comunque, come ripeto, ha tenuto bene il terreno. La stagione è appena iniziata, una vittoria a Calusco, una vittoria qua, i programmi quali sono? I programmi sono molto, molto lunghi, quindi adesso per un attimo mi riposo e poi ci rivedremo a febbraio. Devo chiedere umilmente scusa a un ragazzo che nel giro di lancio, nel rettilineo, ho cambiato corsia troppo velocemente, quindi quasi lo faccio cadere nel fosso, quindi ti chiedo umilmente scusa, non so chi sei, ma perdonatemi. Allora Chiara Zucchelli qui alla Befana Bike, che percorso hai trovato e che gara è stata la tua? Il percorso bello, l'avevo già provato, la gara mi è piaciuta, mi sono divertita ed era una bellissima giornata di sole. La stagione è appena iniziata, come la porterai avanti? Questa è la prima gara dell'anno, la stagione spero che vada bene, abbiamo in mente di fare un'endurance a coppia e qualche gran fondo e qualche gara della Franciacorta Cup, esatto. Saluta i tuoi compagni di squadra. Un caro saluto ai miei amici della Croce Verde e a tutti quelli che hanno partecipato alla Befana Bike. Siamo con Francesco Lanzi, primo della categoria junior. Che gara è stata per te? Ma la prima di stagione, una gara importante perché ci tengo a far bene, gli organizzatori li conosco, percorso molto bello, il primo giro era bello ghiacciato, si andava via bene, nel secondo e nel terzo ha un po' mollato, comunque sono riuscito a dare il massimo. I tuoi avversari di oggi chi erano? Daniele Pecere, dopo un altro avversario che non conosco perché è la prima gara che ha fatto e mi hanno detto che ha spaccato la catena, quindi mi spiace molto, magari potevamo giocarcela noi due. E basta. Cos'hai in programma per quest'anno? Per quest'anno ho in programma 2 circuiti, le terre bresciane, la prossima a Verola e dopo il circuito del Franciacorta Cup e si spera il campionato italiano a maggio. Eccoci qua, tutto finito, arrivo fatto, vedete il cappello dedicato alla Befana, anche se quest'anno per la prima volta
dopo 15 edizioni abbiamo spostato la gara posticipandola in maniera tale da non sovrapporsi a altre gare che erano in calendario lo stesso giorno. Gran bella giornata, sole spettacolare, il terreno ha tenuto perfettamente quasi fino alla fine, ovviamente verso la fine si scivolava un po', però faccio 1000 parole al vincitore che ha detto che così facendo è diventata un pelino più divertente perché era anche un po' più guidata. Circa 163 partenti, siamo contenti del risultato, spero che sia piaciuto a tutti gli atleti e colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari che ogni anno ci aiutano e tutti gli sponsor che alcuni anche in maniera sommessa e silente ci aiutano e ci permettono di realizzare questo appuntamento che ormai sta diventando un po' un classico per quanto riguarda le attività di inizio anno. Che dire, ci vediamo l'anno prossimo e mi raccomando sempre in sella. Figli Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. E avanti. Ciao moglie. Ciao. E in alto. E viva! Viva! MTV Channel. Viva MTV Channel per forza. È un po' richiesta questa. Sì, fa mica niente, dai. Va bene così. Ciao giovani. Ciao, Ciao, ciao. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever.
tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.